Non sono arrabbiato, capisco tutto quanto, però non puoi dopo 30 anni dire a una persona non sei più idoneo. Ci sono le persone dietro, ci sono storie, non l'algoritmo che fanno i conti così. Assemblea degli inquilini delle case popolari al Biscione, quartiere San Paolo, la CGIL cerca di spiegare ai residenti degli alloggi Ater, preoccupati per l'aumento dei canoni, cosa sta succedendo, difendendo comunque lo spirito di una riforma chiesta da più parti e sconsigliando fermamente lo sciopero degli affitti. Guardate che noi come CGIL e come Sunia siamo assolutamente favorevoli all'introduzione dell'ISEE, perché in molte riunioni che ho fatto qui, molte persone si lamentavano con me del vicino che aveva la macchinona o che aveva il camper. Bene signori, nell'ISEE entra la macchinona e anche il camper. Certo è che bisognerà fare poi delle differenze tra quella che è la macchinona e il camper e quelli che invece sono i redditi che sono stati guadagnati dalle persone che sono stati messi via magari con una vita di lavoro. Questo assolutamente sì, però noi siamo contrari ai furbetti. Dovrebbero prendere caso per caso, ma non è facile. C'è chi può e c'è chi no. Dovrebbero vedere le famiglie, in quante persone sono che devono mangiare, in quante persone, tutto. Io sono pensionata, non supero i 20.000 euro a 16.000 euro, perciò... Dimenticato tu te ne devi andare e fra 2 o 3 anni cosa faccio? Ho finito il TFR perché trovo affitti da 600 euro e rifaccio, cosa mi metto in lista un'altra volta per le case popolari? Cioè è questo che non riusciamo a capire. È per questo che chiediamo alla Regione dei rapidi correttivi. Io vorrei dare anche un suggerimento ai consiglieri regionali e alla giunta regionale. Posticipate magari di qualche giorno le ferie e provate a risolvere le questioni di questi signori, di questi cittadini. Il sindaco Mario Conte, originario proprio di questo quartiere, ha garantito che nessun anziano perderà la casa. Già 150 i casi problematici che in un dossier ha sottoposto alla Regione. Bisogna parlare e bisogna aprire un confronto responsabile e serio, come tra l'altro stiamo già facendo con la Regione, per evidenziare tutti quei casi che obbligatoriamente devono essere aiutati. Ci sono delle criticità in questa legge e responsabilmente devono essere affrontate, lo faremo con la Regione che tra l'altro ha data ampia disponibilità per affrontare questi temi e portare dei correttivi.